Quinta corsa, premio Nicolas, 4 anni, vincitori da 6 a 24.000 euro in carriera, 1660 i metri, 7 cavalli al via, il numero 1 Etrusco Cla, Alberto Garruto, 2 Eloy Joe Francis Santomollo, 3 Esedra Cub Vittorio Miniero, 4 Ellero Sandro Miraglia, 5 Ernesto Spritz Andrea Farolfi, 6 Eugenio RL VP dell'Annunziata, in seconda fila 7 Enorme Nap Manuel Pistone. Favorito Ernesto Spritz, 2 quinti la sua quota, 5,50 Eugenio RL, 9 Ellero. Autostart che prende velocità, problemi per Etrusco Cla. Eloy Joe Francis contiene Esedra Cub, dalla seconda fila Enorme Nap che si inserisce in corda, poi Ellero e quindi Ernesto Spritz alla finestra. All'imbocco della prima curva Eloy Joe Francis ha preso l'iniziativa nei confronti di Enorme Nap che è partito bene dalla seconda fila. Terza posizione per Esedra Cub, all'esterno avanza Ernesto Spritz, 14,5 il lancio. Ernesto Spritz avanza numero allo 6 scoperto, Eugenio si porta RL su Eloy Joe squalificato. Francis che per il momento non sembra volersi opporre, 400 metri in 29,1. E così Ernesto Spritz ha preso la testa nei confronti di Eloy Joe Francis che è secondo. A precedere Enorme Nap, quindi Esedra Cub, alla retroguardia Ellero, 43,4 i primi 600 metri di corsa, cammina in avanti ora Ernesto Spritz che guadagna una mezza lunghezza nei confronti di Eloy Joe Francis che lo segue secondo, precedendo sempre Enorme Nap, Esedra Cub ed Ellero, 57,9. Per i primi 800 metri di corsa galoppa Enorme Nap che lascia la terza posizione ad Esedra Cub. Intanto il battistrada numero Ernesto Spritz ha 7 passato in Enorme Nap 1:12,9 il primo squalificato. chilometro. Cerca di mettersi sulle gambe Ellero dall'ultima posizione, scavalcando Esedra Cub e portandosi vicino ad Eloy Joe Francis. Intanto il leader ha sparato un altro parziale in 14,2, 1,27,1 i 3/4 di miglio. In fuga Ernesto Spritz, Ellero passa secondo scavalcando Eloy Joe Francis. Quando siamo a metà della piegata conclusiva Ellero prova ad avvicinarsi ad Ernesto Spritz che si mantiene sempre in vantaggio all'ingresso della dirittura d'arrivo. Ernesto in vantaggio, Ellero che prova a rimontare, Ernesto Spritz davanti, Ellero che attacca al suo esterno, si difende Ernesto, attacca Ellero, Ernesto Spritz che nel finale si mantiene in vantaggio nei confronti di Ellero. Al terzo posto Eloy Joe Francis, 30 ad arrivare, 1:12,9. 1:57,1 successo per Andrea Farolfi e Andrea Sarzetto, i colori della scuderia Valle Falconera. Per Ernesto Spritz, figlio di Maharaja e Rems Kronos, in percorso di testa. Risponde all'attacco conclusivo di Ellero che corre bene al secondo. Al terzo posto Eloy Joe Francis, ancora una volta nelle immagini la vittoria di Ernesto Spritz e Andrea Farolfi.